Baste la salut. Ideis, propuestis, cognoscincis antichis e novis pasta ben. Un programma per cure di Cristina De Michelis. Earthling people, earthful people. Un buondì, un mandi a tutti ascoltadors da bande di Cristina De Michelis per queste spazi, come sempre dal Miercus, dedicata alle tematiche da sta ben, dal vivi miglior, ma anche di tutto ciò che al succede chi in tal nostri territori, ma anche per ciò che no, o lì sempre a scuviergi anche giovins talents che in qualche maniera porti veramente un grande cambiamento e un grande spunto di riflessione su una tematica un'evore importante come che sarà che di voi e che io spero di essere all'altezza di trattare, perché quando si fa vele sulle basi esoteriche della microbiologia è un argomento veramente un'evore specifico, è un tema importante che probabilmente e non si racconterà fra qualche momento il scrittore di questi libri che è un giovane Emanuele Franz che ho vinto al telefono in questo momento. Pronta? Buondì, mandi a tutti. Mandi Emanuele, buondì, grazie per aver nuovamente accettato questo incontro, anche se ahimè anche oggi non abbiamo potuto essere insieme qui in diretta dai microfoni di Radio Onde Furlane, ma spero che ci sarà l'opportunità più avanti di confrontarci direttamente, ma questo non cambia nulla per quello che è l'evoluzione che potrà avere questo spazio radiofonico. Ci siamo incontrati un mesetto fa perché hai presentato e ti ha presentato uno dei tuoi libri, Le basi esoteriche della microbiologia, un caro amico che saluto veramente con tutto il cuore, Albino Comelli, il dottor Albino Comelli. Come sta andando, Emanuele, questa presentazione di questo tuo libro? Ecco, so che il 4 agosto lo presenterai nuovamente a Udine. Sì, abbiamo, come accennavi, presentato il 2 giugno di questo mese con l'Albino Comelli, che saluto anch'io, e con lo scrittore Paolo Maurenzi alla Biblioteca di Udine. È stata una bellissima presentazione che ha raccolto anche una partecipazione del pubblico numerosa e affiatata, e questo insomma è stata una soddisfazione, perché comunque il libro in questione è un saggio filosofico e quindi è sempre delicato insomma portare gli argomenti di un saggio a un pubblico vasto, e quindi grande è stata la soddisfazione, al punto che adesso il 4 agosto lo ripresentiamo a Udine all'interno della rassegna che si chiama Alfa Beta, che è stata inaugurata l'anno scorso, un ciclo di incontri con l'autore, in cui appunto è stato inserito anche questo libro. E quindi per te è una grande soddisfazione, perché ricordiamo che Emanuele Franz, e lo possiamo dire proprio perché la tua età è veramente un'età invidiabile per molti di noi, che è già stata superata da molto. Quanti anni hai, Emanuele? Dunque, il 14 agosto ne faccio 35. Ecco, quindi potete immaginare che a 35 anni, veramente nel pieno anche della vita, di quelle che sono così anche le conoscenze, le esperienze, Emanuele Franz decide di scrivere questo trattato di filosofia e le basi esoteriche della microbiologia. Ecco, qui magari qualcuno potrebbe pensare o aspettarsi che ai microfoni con noi ci poteva essere un medico, magari un biologo, qualcuno che in qualche modo potesse anche avere l'opportunità di confrontarsi con te. E cosa rispondi a riguardo? È necessario avere un medico che possa essere un confronto o ritieni che sia superato? Il titolo genera forse qualche confusione, anche perché sono parole che sono usate in certi campi, e quindi appunto bisogna forse spiegare il titolo, in cosa consiste. Esoterico non è una parola che deve far paura o
portare a pensare che sia qualcosa di oscuro, ecco. Esoterico in greco vuol dire solo nascosto, meno visibile. Ecco, in questo senso va letto questa prima parte del titolo, le basi, diciamo, nascoste della microbiologia. La microbiologia che cos'è? Micro vuol dire piccolo e biologia vita. Quindi le basi meno nascoste della vita invisibile, quella dei batteri, quella di certi animali invisibili. Devo dire che per comprendere completamente il titolo e il senso del lavoro bisogna leggere anche il sottotitolo. E il sottotitolo è Principi per una nuova teoria della vita basata sul pensiero esteso. Certo. Questa è una completazione necessaria perché per sfatare anche un po' qualche ambiguità, perché il libro si presenta in realtà come una teoria filosofica e più in particolare come una teoria sulla mente, su come funziona il pensiero. Che questo poi produce chiaramente anche un cambiamento notevole per quello che è l'aspetto nostro, del nostro vissuto, del nostro quotidiano, di come ci approcciamo poi anche alla vita, al benessere, alla salute, alla condivisione. Ci sono senza dubbio nel lavoro molti concetti innovativi, diciamo che comunque non sono il frutto di un lavoro veloce. Io ho lavorato e indagato per 8 anni e quindi è stata una maturazione lenta, graduale ed è vero, ci sono dei concetti molto innovativi. Lo stesso pensiero esteso, che ho chiamato pensiero esteso, deriva dal fatto che questa nozione di pensiero che ho elaborato non è il pensiero comune. Non c'erano le parole per descriverlo e ho dovuto coniare un'espressione, appunto pensiero esteso. E sicuramente sì, molti cambiamenti possono esserci adottando questi concetti innovativi anche in più campi. Ecco, secondo te quello che dal tuo punto di vista, dai tuoi 8 anni di ricerca, dai tuoi studi, dalle tue competenze, ma anche dalle tue osservazioni, perché molto spesso, ricordo anche l'altra volta che citavi che soprattutto l'attenta osservazione costante, con poi anche guardare un po' quelli che sono i risultati di questa attenzione, che si ripete o non si ripete, possono darci l'opportunità di entrare in concetti che fino magari a poco tempo prima non venivano nemmeno presi in considerazione, nemmeno dalla scienza. Ecco, quindi che cosa è stato questo tuo osservare? Ma il lavoro parte dal chiedersi che cos'è il pensiero e che rapporto intercorre fra il pensiero e la realtà esterna. Cioè il pensiero descrive una realtà con il linguaggio. Le domande da cui parte il libro sono che relazione c'è tra il concetto e l'oggetto. L'indagine prosegue, si affianca da degli studi anche dell'etologia, che è una disciplina che si occupa del comportamento animale, per vedere come è strutturato il pensiero, se tutti i concetti sono uguali agli altri oppure se ce n'è qualcuno più antico, più generale, se abbiamo dei pensieri già alla nascita oppure tutti i nostri pensieri vengono costruiti con la nostra esperienza, con la nostra cultura. Ecco, queste sono le domande da cui parte il lavoro. Certo, ecco Emanuele, questa parte così importante dal mio punto di vista, che è proprio comprendere da dove nasce il pensiero. Se nasce prima ancora che noi ci formiamo con una nostra mente così, se vogliamo, razionale, una mente che si forma proprio attraverso i vissuti, le esperienze, o se qualcosa nasce prima e quindi diamo una risposta anche a quello che è il concetto forse di anima, di reincarnazione o rinascita. Che risposta ci puoi dare a riguardo dopo i tuoi studi e le tue osservazioni?
Beh, appunto, come dicevo, lo sviluppo poi è il constatare che ci sono dei concetti molto più antichi di altri che hanno e presentano anche alcuni animali. Già alla nascita hanno fatto svariati esperimenti sui pulcini di galline, per esempio, su altri animali, per constatare come per esempio l'idea di continuità, come appunto noi vediamo un mondo comunque continuo. Noi non riconosciamo noi stessi con un braccio a Tarvisio, con una gamba a Udine, ci percepiamo come qualcosa di contiguo, e anche gli oggetti che ci circondano vengono percepiti come un unicum, tavoli, montagne. Ecco, non abbiamo l'idea di un oggetto frastagliato, frammentato, come per esempio succede nei quadri del pittore Magritte, che abbiamo un pezzo qui, un pezzo là. Queste idee radicate, che sono appunto l'idea di sostanza, sono state riscontrate in molti animali, anche nelle api per esempio. Le api riconoscono la figura di un fiore anche se è coperta da degli steli. Queste idee radicate sono in realtà fondamentali per la vita, che se io sono coperto da degli oggetti, il mio occhio percepisce, ricostruisce la parte mancante e induce una continuità della sostanza. Ecco, la domanda è, quindi, è alla nascita questo pensiero? Noi nasciamo con dei concetti originari, anche l'idea di causa-effetto è uno di questi esempi. La tua domanda, da dove arrivano? Ce li portiamo dietro da qualcosa che diciamo precede la nascita? Ecco, io mi sono risposto rispondendo con il concetto di pensiero esteso, che secondo me è un pensiero non individuale, non è nostro come individui, ma viene da fuori. Quindi una sorta di attecchimento di una banca dati che in qualche modo è una koiné, un punto comune a molti. Bello questo termine greco, sì. Io vedo come che abbiamo nasciamo con come dei cassetti in un armadio vuoti e li riempiamo con l'esperienza che facciamo o con la cultura, ma diciamo la struttura del cassetto ci viene data. Certo. Ci viene data da che cosa? Ecco, da che cosa? Questa domanda diciamo mi è stata fatta e molti non si esimono dal dire che non sono d'accordo magari. Dio. No, sono anche d'accordo, però dicono c'è stata data, dai geni, da Dio, dall'anima. Sì, ognuno mette, diciamo, chi è l'autore di questo armadietto, di questo esatto. La mia risposta è che l'idea di un autore è un cassetto, cioè in pratica la nostra mente associa sempre ad un effetto una causa, o ad un'azione un autore, o comunque ad un pensiero un pensatore. Questo è un meccanismo inalienabile. Sì, ma non è sul piano terreno che avviene questo, su un concetto molto più concreto e reale, perché quando parliamo di concetti molto astratti come può essere l'anima, che ha un suo percorso, che ha un suo vissuto, per chi ci crede, per chi vuole magari prenderla in considerazione, lì parlare di un pensiero che non è contenuto da una mente, da un cervello, diventa un po' difficile per chi è abituato a confrontarsi con tutto un clima, diciamo, proprio del toccare, del materiale, del vedere. Esiste quello che vedo. Come sei riuscito ad andare oltre a questo concetto? È proprio con l'analisi di ciò che vedo e la relazione che c'è con quello che penso. Ci sono stati diversi episodi episodi della psicologia in cui per esempio viene fatto notare come ciò che entra nei sensi viene forzato e fatto inserire in delle categorie preesistenti. Un esperimento che cito nel libro è un noto esperimento della psicologia in cui vengono fatte mostrare a dei soggetti delle carte da gioco come quelle di scala 40, solo che fra queste ce n'è alcune anomale. Ad esempio, invece di un 2 di picche nero c'è un 2 di picche rosso.
E il soggetto non riesce a riconoscerla come una Certo. carta anomala, cioè non dice è un 2 di picche rosso, piuttosto dice è un 2 di cuori. E questo è per il fatto che il suo occhio non la vede veramente, perché l'esperienza percettiva viene forzata e fatta rientrare in una categoria concettuale precedente. Cioè diciamo che più veloce il cervello a riconoscere qualche cosa di strutturato, piuttosto che fermarsi a scandagliare precisamente la reale visione, quello che c'è in effetti. Alcuni psicologi ritengono che venga costruita la realtà proprio. Cioè tu formi il tuo pensiero, tu costruisci la tua vita e mentre pensi crei. Mentre tu mi pare che dici che non è così sempre. Se appunto il pensiero fosse individuale e non avesse delle sovrastrutture, ognuno creerebbe la propria realtà. Sicuramente parzialmente c'è l'influenza soggettiva, ma per questo che io pongo una sovrastruttura extra individuale e anche extra collettiva, perché molti si confondono e pensano che il pensiero esteso che ho Sì? concepito possa essere inteso come l'inconscio collettivo o comunque, ecco, gli scienziati hanno parlato di mente estesa per quanto riguarda, non so, la vita sociale anche degli animali. Non è così, proprio è fuori dall'umano questo pensiero, credo. Quindi tu... Cercare di riassumere in poche battute. No, immagino che sia... Certo, e so anche, Emanuele, devo essere anche molto onesta, tu come ben sai pensavo di poterti ospitare oggi proprio direttamente qui nei microfoni di Radio Onde Furlane e speravo di poter acquistare da te il libro perché ho avuto veramente degli inconvenienti e non ho avuto l'opportunità di, ahimè, come faccio invece sempre, di leggere questo libro, per cui sto facendoti domande senza avere purtroppo letto il contenuto, quindi sto annaspando un po' anche per capire con te qual è realmente questo pensiero esteso, innovativo che tu stai così ci stai proponendo. Ed è chiaro che io aspetto di avere una settimana di ferie perché ne ho veramente anch'io bisogno di fermarmi un attimo e so che prenderò il tuo libro e lo leggerò perché per me sarà veramente una grande opportunità e un grande confronto anche con quelli che sono i miei studi sulla filosofia buddista tibetana, sul concetto del pensiero, della mente, la mente sottile, molto sottile, grossolana, che probabilmente tu da ben studioso saprai e conoscerai bene. Quindi sarà uno spunto maggiore per poterci incontrare poi all'inizio dell'autunno, sempre se tu accetterai, con delle informazioni più approfondite per quanto mi riguarda. Per quello che invece è oggi il nostro incontro, e anche il desiderio di stuzzicare gli ascoltatori nell'interesse ad acquistare e a leggere questo libro, perché a riguardo di questo tu hai anche ricevuto una lettera dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra che cosa ti dice, che cosa ti scrive riferito proprio a questo tuo saggio, a questo tuo libro? Diciamo la regina mi ha scritto attraverso la sua segreteria di Buckingham Palace con una cortesia, proprio uno stile impeccabile, dove mi fa sapere che ha ricevuto con piacere il mio saggio e ne ha preso nota e mi ringrazia di averle fatto conoscere questo lavoro, ecco. Non ha approfondito gli argomenti o dicendo qualche sua riflessione, immagino No, che questo no. sarebbe stato Comunque troppo apprezzare. chiedere, però è un grande onore aver avuto anche questo plauso, È un gesto molto importante, ecco, assolutamente. nobiliare se vogliamo. Certo, ascolta, io so che ci sono tantissime persone che ti hanno detto proprio un plauso per l'originalità dell'opera. Qualcuno ti ha anche così scritto che però non hai riportato, non hai citato testi bibliografici o quant'altro, che io onestamente non sempre trovo
e concordo nella necessità di farlo, però voglio dire, quali sono state le critiche o le lodi maggiori che ti hanno colpito riguardo così il tuo libro? Beh, il più importante è quello che è di respiro internazionale, è quello di Noam Chomsky, che mi ha mandato una lettera in inglese dopo che gli ho fatto pervenire un estratto tradotto dell'opera. Noam Chomsky è un filosofo americano conosciuto negli anni 60-70 perché ha scoperto l'esistenza di una grammatica universale comune a tutte le popolazioni. E lui mi fa sapere che così con queste premesse sembra che si presenti come una teoria veramente che può aprire nuovi orizzonti, e lui stesso si ripropone di approfondirla. Bene, questo Poi i giornalisti italiani, Marcello Veneziani mi ha scritto, Paolo Maurenzi, lo scrittore che mi ha presentato, e altri personaggi della cultura. ecco, quindi diciamo che nel bene e forse anche qualcuno magari un po' sorridendo, perché sai, quando si portano anche situazioni innovative non sempre si trova questa apertura mentale di accettazione o perlomeno di ascolto, no? Perché uno prima di tutto deve ascoltare, poi può in qualche modo interloquire se ne ha le basi, ne ha le conoscenze. Ecco, tu dici anche, c'è una battuta che riporti quando sei stato invitato a Telefriuli. Che cosa è successo all'interno di questa trasmissione? Che dice: notevole la sagacia, la profondità e l'intelligenza del mio critico, ma soprattutto le ragioni che adduce alla sua critica. Sì, le critiche non sono mancate e anche insomma a volte un po' poco ragionate. Comunque è ovvio che il libro, essendo innovativo e soprattutto va a cozzarsi anche con una mentalità accademica, che è quella che esige una verificabilità, una documentazione di fonti, una riproducibilità, sì, un metodo che comunque è quello accademico, che sappiamo che esige dei criteri, delle documentazioni, delle bibliografie, ma anche una verificabilità, una empiricità. Il libro va a cozzarsi un po' con questa mentalità, ma d'altronde il libro non ha la pretesa di proporsi come una teoria scientifica, è una teoria filosofica. Peraltro non è nemmeno una teoria teologica e di conseguenza, come avrebbe detto Bertrand Russell con sagacia, la filosofia, essendo nel mezzo fra la scienza e la teologia, purtroppo riceve le critiche da entrambi i fronti. Certo, questo è ovvio. Il tempo, come sempre lo sai, scorre veloce, per cui veramente io ti inviterò, se accetterai, a settembre, quando avrò avuto il piacere e l'onore di leggere questo libro, perché in molti mi hanno veramente detto: guarda, è un'opera che ti attira, che ti fa riflettere, che ti fa sentire proprio un qualche cosa che fa cambiare anche il tuo modo di vedere. E riguardo il vedere c'è un'altra battuta che tu scrivi: è ovvio che lei la lettera non la vede. Non le sto chiedendo di vederla, le chiedo solo di pensare di vederla. Questo lo diceva Battez a un suo paziente. Ci vuoi fare un commento su questa frase? Sì, fa parte del mio studio. Ecco, Paolo Maurenzi mi ha detto che alcuni capitoli di questa opera potrebbero diventare a loro volta dei libri, che necessiterebbero di un approfondimento ulteriore. Io in realtà mi aspetto anche che, insomma, di poter avere delle collaborazioni anche con degli scrittori o dei ricercatori che vogliono approfondire, ecco. Quella frase lì è un approfondimento sto scrivendo, diciamo, degli aneddoti su delle vite particolari di uomini che sono riusciti a spezzare dei modi di pensare comuni e sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi, ecco, anche in condizioni di grave difficoltà. Certo. L'esempio riportato è tratto dalla biografia di Aldous Huxley, uno scrittore
conosciuto per il genere narrativo, ma che aveva una particolarità: era cieco. Era cieco a causa di una malattia all'occhio, è stato costretto a deambulare con un bastone, a studiare con il braille, l'alfabeto per i ciechi. Certo. E però ha scritto un libro che si intitola L'arte di vedere. Ci si può chiedere come mai un cieco scrive l'arte di vedere, è una cosa che incuriosisce. Effettivamente lui, attraverso una serie di tecniche ideate da questo medico Bates, come si pronuncia, riesce a recuperare la vista. È incredibile, cieco semicompleto recuperi la vista con questo metodo, e il metodo, diciamo, fa largo uso di tecniche mentali per smettere di credere quello a cui normalmente siamo abituati a credere. Sostiene che l'influenza della mente e del pensiero sono capaci anche di modificare l'organo, o comunque di facilitarne la guarigione. Guarda Emanuele, io ti posso dire che per 19 anni ho anche insegnato come psicomotricista e ho lavorato con bambini disabili, con bambini autistici, con adulti con difficoltà, e mi è capitato spesso di avere bambini così non vedenti, e ti posso dire con grande sorpresa, questo ancora negli anni 80-90, quindi quando ero ancora agli inizi di queste mie ricerche, di questi miei studi, e questi bambini non vedenti dalla nascita, quando gli si porgeva un foglio con dei colori in mano, che ovviamente tu li chiamavi, gli dicevi adesso hai preso il rosso, il verde, eccetera, e magari parlavi di farfalle, loro abbozzavano un qualche cosa di stilizzato, ma molto simile alla reale forma della farfalla. E questa era una cosa che a me colpiva tantissimo. Infatti tanti anni ho dedicato allo studio proprio della mente, del cervello, degli occhi e della vista, e ho capito che anche quando a loro parlavo, come a tutti gli altri bimbi, del mondo reale, quindi delle farfalle, del fiore, della pianta, facendo magari toccare un fiore, percependo, loro immediatamente riuscivano a realizzare in maniera incredibile un'immagine molto simile alla realtà. Ecco, io credo che tu in questo trattato hai sicuramente colto qualche cosa che fino ad ora non abbiamo mai affrontato come scienziati, ricercatori. La fisica quantistica ci sta rispondendo ad oggi con delle informazioni molto diverse rispetto a quello che è la materia, rispetto a quello che è il percorso dell'essere vita in questo pianeta Terra. Quindi io sono ben lieta e felice che tu abbia osato, che l'abbia fatto con tanta interesse, ma soprattutto con tanta attenzione, con tanti studi. Qual è il tuo obiettivo rispetto a questo tuo saggio prima di chiudere il nostro spazio? Il tuo desiderio? Per le calde parole che mi incoraggiano ad andare avanti. Assolutamente ecco. Sì, sono ben felice che persone come te. Io penso che ci sia nell'antichità, ecco, il processo della conoscenza e la visione del mondo era completamente diversa. Diciamo, poi le cose sono cambiate con Cartesio, che ha portato la centralità del soggetto. Del soggetto, è vero, sì. Ma noi ecco, dal 600 in poi abbiamo questa visione che ce la dobbiamo aggiungere qualcosa. Andiamo a scuola, studiamo, leggiamo libri, facciamo delle esperienze e il processo è additivo, no? Aggiungiamo sempre qualcosa. Per i greci invece il processo era sottrattivo, perché loro ritenevano che l'uomo nascesse già sapiente, o comunque sia l'esempio bellissimo che hai fatto di questi bambini che avevano questa farfalla stilizzata, diciamo va all'unisono con l'idea platonica che ci sono delle idee. Certo, che è già tutto dentro di noi, per esperienze magari che abbiamo già vissuto, io la rispondo così. Ecco, cosa succede? Come mai dimentichiamo? È il processo appunto culturale che funge da selettore. Noi in realtà il cervello elimina dei dati, non li aggiunge, perché in ogni istante noi abbiamo, non so, miliardi di stimoli che entrano nell'occhio,
alle orecchie pulviscole di polvere, suoni, colori che non ricorderemo mai, che però comunque ci sono nel cervello. Il cervello, comunque la mente, estrae degli invarianti. Quello di cui ha bisogno in quel momento. Sì, e che comunque ha un corrispettivo emotivo, concettuale, culturale. Certo. Quindi diciamo, sicuramente ci sono delle informazioni dentro di noi che richiedono per emergere non un processo additivo, ma sottrattivo. Guarda, condivido questo pensiero, mi stai facendo riflettere tu ora. Condivido anche perché dal mio punto di vista il dimenticare al momento della nascita, proprio quando partoriamo, quindi quando usciamo alla luce dal corpo, dal ventre della nostra mamma, in quel momento stesso inizia il nostro percorso nuovo, con un bagaglio già ricco di informazioni, ma che se fosse tutto realmente comprensibile, forse non accetteremo nemmeno di vivere determinate esperienze. Quindi è come quando qualcuno vive un momento emozionante non bello, la mente tende a dimenticarlo per permettergli di vivere, di continuare ancora a vivere, di non vivere, no? La rimozione classica della tradizionale psicologia o psichiatria. Ecco, credo che ci sia una forma quasi di protezione di questa mente grossolana, come io la descrivo, che deve affrontare tutto un vissuto che altrimenti verrebbe forse condizionata, ecco, se avesse la conoscenza reale di tutto. Questo per adesso è il mio pensiero. I nostri ascoltatori, ecco. E siamo in chiusura, sì. Ah, ok, allora niente. No, siamo in chiusura, ma puoi concludere con un concetto ricordando ancora l'appuntamento del 4 agosto, e a che ora e dove? Alle 18 all'Osteria La Chiacchierade di Udine, vicino alla chiesa di San Francesco. Vicino alla chiesa di San Francesco, un incontro con te, con tutti gli ascoltatori, per acquistare il tuo libro e soprattutto per aprire la mente leggendo pillole preziose di saggezza di un ragazzo di 35 anni che sta dedicando veramente la sua vita nel donarci osservazioni, studi, ricerche che molto spesso noi, per la nostra frenesia o forse perché siamo presi da altre esperienze, non siamo in grado di fare. Per cui io mi permetto di ringraziarti pubblicamente per questo servizio che fai a tutti noi e all'umanità. Comunque sia, concetto credibile, non credibile, non importa. È qualche cosa che va al di fuori da quello di cui noi conoscevamo e che oggi ci può dare un mezzo in più per un'apertura diversa. Emanuele Franz, grazie, tanti auguri ancora e siamo d'accordo che ci vediamo per settembre? Certo. Benissimo. Grazie ancora. Mandi, buon lavoro, non sta nome studiavi, fanti e va furta al sorelli. Grazie. Mandi. Ciao.